parlando di un brano meraviglioso, fra l'altro non era neanche sul palco di Sanremo, ma era là in alto, con dei colori bellissimi, una voce meravigliosa. Questa voce poi, sto parlando del brano Vacanze Romane dei Mattia Bazzar, questa voce poi ha piantato i Mattia Bazzar, se n'è andata, scopriremo il perché eccetera, però prima vorrei dare spazio alla musica perché Antonella Ruggero è tornata con un disco assieme a tanti gruppi, adesso è sul palco assieme ai Rapsodia Trio e quindi iniziamo, meglio di così non si può, Vacanze Romane, Antonella Ruggero con i Rapsodia Trio. Le muse tue
Antonella Ruggero. Rapsodia Trio. E Rapsodia Trio. Vedi Antonella, quando tanti anni fa io feci un programma che si chiamava Una rotonda sul mare e costrinsi quasi Maurizio Vandelli a tornare a cantare. Lui rimase colpito da una frase che uno gli disse mentre stava camminando, e uno si fermò in motorino e gli disse tu con quella voce non hai il diritto di smettere di cantare. Ecco, io potrei venire qui e dirti la stessa frase: tu con questa voce non avevi il diritto di smettere di cantare. Di smettere no, di riposarmi per un po' magari sì, per pensare a me e ad altre cose, quello sì. Non bisogna mai dimenticare che comunque siamo importanti, per cui bisogna prenderci cura di noi anche. Da quanti anni mancavi? Da 7, però l'anno scorso sono uscita con un album Libera, si intitola Libera, e adesso non mi fermerò più. Ma che cosa hai fatto, oltre a un bambino, che è una cosa meravigliosa? Sì. Beh, oltre a questa cosa che è la più grande della mia vita, ho viaggiato molto in Oriente, e là devo dire che mi è ritornata la voglia proprio di ricantare, di cantare, di avere a che fare con la musica. In Oriente c'è una disciplina che ti porta dentro di te, hai fatto anche quello? Beh sì, ormai fa parte della mia vita. E che cosa ci hai trovato dentro? Hai rimesso a posto parecchie cose? Sì, Hai dovuto rimettere a posto parecchie cose? Sì, parecchie cose. Si è illuminato qualcosa, semplicemente, che non è poi tanto semplice. Allora, Antonella Ruggero, tornate accanto a lei, ha scelto, diciamo, Vacanze Romane l'hai fatta con due tipi di artisti diversi, cioè sia con i Rapsodia Trio, però il loro arrangiamento è stato usato anche per l'altra versione. Sì, per l'altra versione trattata da Madaschi, che è un remixer geniale, per cui ha lavorato, ha sezionato il lavoro fatto da noi e ha fatto un'altra cosa molto interessante. Ok, quindi grazie ai Rapsodia Trio che hanno accompagnato Antonella Ruggero, che tornerà dopo su questo palco insieme ai Subsonica. Quindi ci vedremo dopo con Antonella Ruggero. Grazie. Nel nostro cammino. Siamo qua, sì. Ma sono pronti? Li stiamo cercando, si sono persi qua dietro, adesso arrivano. Stanno arrivando. Eccoci qua, ecco, i Subsonica sono loro. Manca Antonella Ruggero, ma intanto complimenti, che non è semplice con quei due microfoni, vedevo prima. Senti, lo chiedo a te, com'è nata l'idea, l'abbinamento vostro con Antonella Ruggero in questo caso, in questa canzone? Ma devo dire che è stata tutta un'idea che a noi è arrivata dopo, nel senso che ci hanno contattato per fare questa cosa qui. Noi abbiamo accettato molto volentieri fare questa cosa anche perché ci piaceva l'idea di rivisitare a modo nostro appunto il passato che è stato di Antonella, e poi abbiamo scelto che è arrivata, eccola qua. Per fortuna che è arrivata Antonella. Io penso che dovresti chiedere più a lei questa cosa qua. Aspettavamo noi siamo stati trascinati in questa cosa. Sì, trascinati. Quindi l'idea com'è nata, scusa? Lo stavamo chiedendo, ma lui dice è stato trascinato. Di riarrangiare... Trascinato ma con gusto, devo dire, con grande gusto. Di rifare questi pezzi, insomma... Del mio passato? Beh sì, mi è venuta così all'improvviso la voglia di voler recuperare una piccola parte di quelle che sono le canzoni appunto che fanno parte del mio repertorio appunto passato, con gruppi e band assolutamente invece attuali, moderne, e che mi piacciono molto ovviamente. E i Subsonica sono un gruppo che veramente a me... Da qui registrazioni moderne, Subsonica e Antonella Ruggero.
Antonella Ruggero ai Subsonica per Un'ora d'amore, dall'album Registrazioni moderne. Aspettate un attimo, ci sono dei messaggi. Licia da Cuneo dice che le registrazioni moderne sono stupende, la canzone che lei preferisce è Cavallo Bianco. Brava Antonella, tutti applausi dalla chat. Dado in chat, Red chiede ai Subsonica quando suoneranno a Roma o Perugia. Subsonica? Quando suonerete a Roma o Perugia? Apritegli il microfono al cespuglio. Cioè non... Prete. Gliel'hai aperto? Prete. Sì, dimmi. Suoneremo il 29 di gennaio a Roma. Ah, 29 di Sono gennaio preparatissimo. a Roma. E a Perugia? E a Perugia non lo so. Cosimo da Torino, un saluto a Cosimo da Torino, ad Antonella, dice che è un tuo amico. Addirittura Sandra da Pegli, in provincia di Genova. La tua amica Sandra ti ricorda e ti saluta tanto. Sono quella che abitava in via Guglielmotti. Ciao Sandra. Sì, vecchi ricordi. Francesca da Roma. Antonella, come mai hai smesso di suonare le percussioni? Lo farai di nuovo? Lo farò di nuovo. Ah, senz'altro. Bene. Sì. Poi dopo ci sono degli altri c'è un altro sui Subsonica che avevo visto, ma qui sono tanti messaggi mamma mia, Emilio Toscano mi ha incasinato. Aspetta, questo è Gianni Fantoni. Perché non ti piace Pesaro? Hai scritto una brutta battuta sul libro Le formiche. Non siamo noi. Allora, su Pesaro io avevo detto, in realtà Pesaro è stata presa come capro espiatorio di tutte le città brutte, anche se non è tutto sommato così brutta. Avevo detto che Pesaro è talmente brutta che come cartolina souvenir avevano messo un tratto dell'autostrada, però mi rendo conto che è un po' cattiva. Però Pesaro non c'ho mai, perché ho fatto il militare a Fano, io devo ammettere, e allora ho dei brutti ricordi legati alla zona. Chiedo personalmente e pubblicamente ammenda, faccio ammenda di questa cosa, scusate. Poi c'è Beatrice da Massa. Samuel de Subsonica, ti ricordi quando sei venuto a suonare qui? Ricordi anche di me, Jessica e Patrizia, sei splendido. Come al solito verremo a Rimini per te ed il tuo gruppo. Aia, pesante, non la devo leggere questa, tagliamo questa. Ok? Niente, deve essere una telefonata che mi è arrivata per sbaglio questa qui, non c'entra niente. Grazie ad Antonella Ruggero, grazie ai Subsonica. E spero di avere ancora Antonella martedì prossimo, ci stiamo provando assieme per fare una canzone che è Ti sento. E adesso noi andiamo